Giorico porta palla, c'è una prateria davanti a lui, prova addirittura al destro, rete! Gol di Daniele Giorico, il minuto è il 25esimo, esplode la tifoseria biancoceleste, il gran gol di Daniele Giorico, 25esimo minuto, Treviso in vantaggio. Ha trovato spazio l'architetto del Treviso, Daniele Giorico, la sua terza marcatura stagionale. Meglio in campo Adesso la punizione, Torromino con il destro, Beccia con il sinistro, parte Torromino direttamente in rete, la traversa su una deviazione, poi bandiera, Polizzi, la palla rimane lì, ancora Polizzi e c'è calcio di rigore ed espulsione per Verdi. Torromino contro Polizzi, attenzione Torromino, parte con il destro, rete! 2-0 del Treviso, Giuseppe Torromino. Treviso 2, Montichiari 0, partita in discesa per gli uomini di Zanin, ma bisogna resistere. Ancora un'ora di gioco da giocare in 11 contro 10. La promozione però è sempre più vicina, adesso è tutto nelle mani dei giocatori biancocelesti. Dai, è stata la tua stagione, Toro, fare un altro, dai. Adesso però la punizione, probabilmente Spinosa toccherà per Torromino, infatti è così, Torromino cerca lo spazio, al destro, gol! Gol! Giuseppe Torromino, Treviso in vantaggio, bomba del 7, Giuseppe Torromino, Treviso primo, promozione, Torromino arriva a festeggiare, Treviso 2, Treviso 3, Montichiari 2, Giuseppe Torromino, gol! 93esimo minuto, il Treviso torna in vantaggio, finale da brividi al menti, piangono i giocatori del Treviso, Ferretti in lacrime, Treviso a un passo dalla storia, si festeggia, bisogna resistere solo 2 minuti e il Treviso è in prima divisione. Beccia su Florian ed eccolo, triplice fischio finale, Treviso in prima divisione, vince il campionato di seconda, Treviso promosso, 3-2 sul Montichiari, è festa grande sugli spalti delle Menti, il Treviso corona il sogno, seconda promozione consecutiva, secondo campionato vinto, grazie a questa vittoria sul campo del Montichiari. Ricordiamo l'incredibile successione delle reti di oggi, il Treviso in vantaggio nel primo tempo, 25esimo minuto con una bomba di Daniele Giorico, raddoppio al 29esimo, calcio di rigore di Torromino, poi incredibile della ripresa, il Montichiari in 10 contro 11 aveva rimontato tutto al 66esimo, il gol di Florian al 73esimo, quello di Dimash e nel recupero 93esimo la bomba di Torromino che regala la promozione al Treviso. Treviso in prima divisione, il Treviso torna nel calcio dei grandi e allora ricordiamoli tutti i giocatori della rosa del Treviso, autori di una stagione incredibile, quelli che hanno vestito la maglia del Treviso a partire da settembre. Se n'è andato qualcuno, noi li ricordiamo a cominciare da Gianmarco Neuer Campironi, cerchiamo un soprannome, un aggettivo per tutti, non sarà facile. Il gatto Nicola Sartorello, poi i difensori, il predestinato Francesco Cernuto, il toro della difesa del Treviso Lorenzo Biagini, la roccia Rosario Di Girolamo, l'esperienza di
di Daniele Visintini, poi la freccia sulla fascia sinistra Alessandro Beccia, il duttilissimo Alberto Paoli, il centrocampo punto di forza di questa squadra Federico Maracchi, un tir davvero del centrocampo, del motore nel cuore del centrocampo biancoceleste. Poi Simone Sette Polmoni Malacarne, il gladiatore, il capitano Andrea Bandiera, l'architetto, il sarto di questa squadra Daniele Giorico, il jolly preziosissimo in ogni momento Marco Spinosa, e poi in attacco la gazzella, soprattutto nella prima parte di stagione, Giovanni Madiotto, la fantasia, il genio di Giuseppe Torromino, il cobra Massimo Perna, capocannoniere con 16 gol, e poi il leone biancoceleste Andrea Ferretti, e l'ape, la zanzara dell'attacco del Treviso, ovvero Mattia Gallon, e in panchina naturalmente il mago, il principale artefice di questo successo, di questo biennio da ricordare per la storia del Treviso, ovvero Diego Zanini. E poi ricordiamo anche tutti gli altri componenti della rosa del Treviso durante questa stagione: Carlo Berto, Giovanni Luigi Sanna, Luigi Panarelli, Andrea Brunetti, Gregorio Granati, Fabio Marzolla, Alan Zattin, Antonio Stendardo, Domenico Del Grande, Edoardo Pacini, Antonio Cherillo e Luca Bidogia. Adesso il Treviso fa festa grande sotto la curva dei tifosi che sono giunti numerosi al Romeo Menti di Montichiari. Il Treviso è in prima divisione, non ci sembra ancora vero che il Treviso possa aver condotto una stagione del genere. Zanin sta facendo il giro di campo, è andato a ringraziare tutti i tifosi, potesse ringraziarli uno per uno probabilmente lo farebbe. Finalmente il pubblico che serve a questa squadra, e adesso il Treviso tornerà a calcare palcoscenici che gli competono, quelli di prima divisione. A questo punto ogni sogno è realizzabile. Un ringraziamento naturalmente anche alla società che ha reso possibile questo doppio salto di categoria, il presidente Renzo Corvezzo e tutto lo staff, oltre ai giocatori. È stato preziosissimo infatti il supporto di tutto lo staff biancoceleste, ricordiamo anche loro perché se lo meritano: il vice Luigi Russo, il preparatore atletico Adalberto Zamuner, il responsabile medico Luigi Gerbini Polo, il preparatore dei portieri Roberto Boldrini, il massaggiatore Luigi Zanus, e poi gli accompagnatori Antonio De Santis e Marco Tonel, il responsabile del marketing Giuseppe Camerini, il segretario generale, il tuttofare Leandro Casagrande, poi gli ultimi arrivati, il direttore generale Ivano Reggiani, il DS Mauro Traini, il responsabile degli osservatori Massimo Orlando e il responsabile dell'area tecnica Giuseppe Materazzi. Adesso il giro di campo del Treviso che vince il campionato di seconda divisione, si torna in prima, si torna nel palcoscenici che il Treviso merita dopo l'ultima stagione di Serie A nel 2006, l'ultima stagione in Serie B nel 2009 e poi la risalita lenta, anzi velocissima, dall'eccellenza alla Serie D e poi la seconda divisione. Questo campionato fenomenale che noi abbiamo seguito e vi abbiamo fatto seguire per tutta la stagione sulle telecamere di Treviso 1, un connubio assolutamente fortunato. Abbiamo avuto la fortuna di seguire questa squadra per tutto l'anno, è stata davvero un'avventura incredibile. Adesso si festeggia, adesso è il tempo dei festeggiamenti. Al futuro si comincerà a pensare da domani probabilmente. Adesso si festeggia. Treviso primo, vince il campionato di seconda divisione e viene promosso in prima. Vi lasciamo ancora con qualche immagine di questa festa straordinaria, un unico rammarico che non la si possa festeggiare al Tenni, ma oggi con tutti questi tifosi è un po' come se lo fosse. E quindi un ringraziamento anche a tutti voi telespettatori di Treviso 1 che ci avete seguito per tutta la stagione. Naturalmente vi chiediamo di continuare a seguirci perché noi saremo vicinissimi a questa squadra che ci ha regalato quest'anno un sogno, una cavalcata davvero da ricordare, una squadra che resterà in ogni caso, e comunque vada il futuro che ci attendiamo del tutto roseo, una squadra che resterà nella storia dei colori biancocelesti. Da Luca Candido alla telecronaca, dal nostro operatore tecnico Mauro Romanzi, da tutta la redazione che ha seguito questa straordinaria stagione, la redazione di Treviso 1, un saluto, un ringraziamento per esserci stati vicini a noi e al Treviso Calcio per tutta questa stagione. Vi lasciamo con le immagini di questo enorme girotondo del Treviso con in mezzo il leader della squadra Massimo Perna. Grazie a tutti. Che giornata!
messaggio Umberto. Grazie Andrea, grazie. Anche Andrea! Ti voglio bene Andrea! Grazie, grazie! Ci vediamo stasera, ci vediamo stasera! Vai cazzo! Romino, eroi di questa partita, eroi di questo finale di stagione, una promozione e una vittoria del campionato agguantata con i denti, e in quel tiro c'era tutta la tua rabbia. Come ti ho sempre detto, se vinciamo... Guarda, un giocatore che tira come questa vittoria è tutta di questi ragazzi. Questa vittoria è tutta di questi ragazzi, perché un gruppo così a Treviso non tornerà mai più. Quindi merito a questi ragazzi. E se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! Pagaci da bere, e se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Comunque parliamo seriamente, voglio parlare un attimo seriamente. Allora, basta, aspetta un secondo, seriamente sto parlando. Devo ringraziare a tutti i ragazzi, quelli là che non hanno giocato molto. Di media video. Gino, volevo ringraziare a te che hai giocato pochissimo, te lo volevo dire. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno giocato poco, Chirillo, Pacini, Granati, Marzolla, tutti questi qua che ci hanno contribuito a fare vincere questo campionato, perché noi dobbiamo dare merito anche a loro, perché ci hanno fatto lavorare per bene, non hanno mai dato fastidio, e volevo ringraziarli veramente di cuore.